Un caloroso saluto a tutti gli amici di Directa Sport, vi stiamo parlando dal comunale di Tiesi per presentarvi il meglio che la promozione sarda possa offrirvi in questo momento. Tiesi contro Ilva La Maddalena, si comincia, primo pallone proprio per l'Ilva a battere il corner, arriva adesso al centro, saltano tutti, va col destro un tiro, rilancio di Cosu per la velocità di Pilichi, anzi si trattava di Lombardo, chiedo scusa. Alla cercare Vuanello, c'è anche Valenti che fa la sponda, alla fine ha provato la girata Valenti, palla verso Bazzoni, è una grande palla per Bazzoni, è uscito Cosu, bravissimo Cosu, cerca Vasdanieli con una palla intelligentissima, col destro addirittura, la palla dentro per Vuanello, tocca, ha segnato l'Ilva Maddalena, ha segnato Scigliano, 1-0 per gli ospiti. Adesso rischia di perdere un brutto pallone sanguinoso, palla per Aloia, ha pareggiato Tiesi, ha pareggiato dopo un minuto, sempre con Francesco Aloia, sono 9 partite in questo campionato. Comunque provare a farlo questo secondo tempo, Foddai, la velocità di Vuanello, sfida Piga, occhio a Vuanello, ancora la palla che resta lì, Valenti, la grande parata di Cosu, non è finita, Valenti ancora dentro, PES va da Aloia, palla regalata alla difesa dell'Ilva con il rischio Foddai, erroraccio di Vuanello che Pintus, si fa vedere anche Budroni, Pintus va addirittura in porta, la traversa colpita da Pintus con tiro incredibile, palla che resta lì, Foddai, non proprio drittissimo, intanto questo pallone verso la porta difesa da Cosu, illusione del gol. Il cross per Dombrovoš, miracolo, che parata di Andrea Cosu, Ragi tocca il pallone Budroni in maniera molto intelligente, poi PES a duello con Ragi, fallo in attacco, adesso fuori, espulso Ragi, difende il pallone Pintus, arriva adesso il triplice fischio di questa gara, vince il Tiesi.